Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Un bambino di 18 mesi è deceduto in un asilo nido di Calatabbiano, nel Catanese. Il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria. L'allarme è stato lanciato da una delle maestre presenti. La Procura di Catania ha avviato un'inchiesta per indagare sulle cause del decesso del bambino. Disposta anche l'autopsia. I carabinieri indagano sulle tempistiche e sulle modalità dei soccorsi. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta invece sulla morte di Cinzia Guerrera, di 40 anni, deceduta il 25 luglio scorso al Policlinico. La donna era stata sottoposta a un intervento per la rimozione di un tumore benigno. I familiari hanno presentato una denuncia e un esposto. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Disposta anche l'autopsia sulla vittima, accertamenti anche sull'impianto di filtrazione dell'aria. E Alfredo Antonio Caruso, il giovane che ieri ha perso la vita nel Catanese in un tragico incidente sulla strada statale 121 nel territorio di Belpasso. Il 28enne si trovava alla guida di una moto, coinvolti anche un autocarro e un'auto. I 3 mezzi sono stati posti sotto sequestro. La salma del giovane è stata trasportata invece al Policlinico di Catania. Automobilisti indisciplinati e impazziti a Palermo, nello specifico una rissa esplosa forse a causa di una precedenza stradale contestata. Da lì poi le cose sarebbero degenerate fino all'impatto violento e volontario dei 2 veicoli. Virale il video diventato sui social. E in chiusura un'ennesima violenza in carcere, questa volta un assistente capo coordinatore scelto della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nella 4ª sezione dell'ex Ucciardone a Palermo. Lo comunica il segretario regionale del sindacato CNPP Maurizio Mezzatesta. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti stasera alle 19:30. Arrivederci e a più tardi.